When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. Seconda edizione del Memorial Mauro Pancotti, primo trofeo città di Tarquinia. Gentili telespettatori appassionati di ciclismo, ci troviamo con le immagini nell'Alto Lazio con la manifestazione, una giornata di ciclismo dedicato al ciclismo femminile organizzata dalla ASD Costa Etrusca di Rosignano. Dicevamo una giornata che ritorna e che quest'anno si propone davvero di raccogliere in un'unica domenica tutto il ciclismo femminile delle categorie dilettantistiche. Si parte dalla categoria juniores nella mattina per poi andare con le donne esordienti ed allieve nel pomeriggio. Dicevamo, intanto vediamo anche le atlete del team Saccarelli alla firma del foglio di partenza e alla misurazione dei rapporti. Un percorso che per le donne juniores prevede la partenza dove si è svolto il ritrovo, la partenza ufficiosa, ovvero dal corso Vittorio Emanuele a Tarquinia, e quindi poi si raggiungerà il chilometro zero e si andranno ad affrontare diversi passaggi. Saranno 6 i passaggi, affrontare quindi passaggi fino alla rotonda che è posta sulla via Aurelia Vecchia a Tarquinia, e dopodiché l'arrivo che invece avverrà in via Porto Clementino, quindi andremo in pianura verso il lido di Tarquinia. Intanto abbiamo visto anche Luca Lo, noto giornalista laziale, presente come sempre quando si parla di grande ciclismo in terra laziale, e siamo ancora nelle operazioni preliminari con le atlete che vanno alla firma del foglio di partenza. Una ottima riuscita di questa manifestazione riservata alla categoria donne juniores, con Mascitti intanto che dalle ultime disposizioni alle atlete, dicevamo 73 sono state le atlete che hanno preso il via in questa gara organizzata dalla Costa Etrusca di Rosignano. Partenza turistica dal centro di Tarquinia per raggiungere la zona del via ufficiale. In programma ci sono 66 km. E tutto è pronto per la partenza, con il direttore di corsa Mascitti che si appresta ad abbassare la bandierina del via. Partita in questo momento ufficialmente la prima delle 3 gare che andremo a seguire in questa nostra sintesi, una serata interamente dedicata al ciclismo femminile, così come è stata la giornata che con il primo Gran Premio Città di Tarquinia, secondo Memorial Mauro Pancotti, ha assegnato tra gli altri anche i titoli di campionesse regionali per il Lazio e quindi le categorie donne esordienti, donne allieve e donne juniores. Sfilano davanti alla nostra telecamera le atlete della categoria donne junior, dicevamo 73 le atlete che si contenderanno la vittoria e alcune di loro anche il titolo di campionessa regionale. Tratto questo di gara è già avvenuta la partenza ufficiale quindi per queste atlete che stanno affrontando il giro da ripetere 6 volte, un giro vallonato con l'ascesa verso Tarquinia da ripetere per 6 tornate. È andatura per il momento abbastanza tranquilla in testa alla corsa. Andiamo a vedere quelle che sono le atlete che stanno guidando il gruppo. Abbiamo visto le maglie della Sabaini, della vecchia Fontana, e attenzione perché c'è un'azione abbastanza interessante. Sono una quindicina di atlete che stanno guidando la corsa. Vediamo le maglie del team Valcar, formazione bergamasca che viene quindi da molto molto lontano, e poi lasciamo sfilare
le atlete che stanno andando a formare la testa della corsa. Adesso siamo al chilometro 28 di gara, quindi ci avviciniamo a metà corsa. Vi ricordo che in tutto la manifestazione riservata alla categoria donne juniores misura 66 km. Cambi regolari in testa alla corsa, anche le maglie della vecchia Fontana, eccole qua inquadrate le atlete che stanno guidando la corsa con la maglia arancio. E cambi davvero ottimi, doppia fila per queste atlete. Vediamo il gruppo che lo abbiamo scorto alla fine di questo rettilineo, gruppo che accusa un ritardo di una ventina di secondi nei confronti della testa della corsa. Lasciamo sfilare le atlete al comando. 30 secondi in ritardo E come vedete il gruppo per il momento non sembra in grado di portare avanti un inseguimento. E come vedete non sembra esserci, ovviamente anche le ragazze adesso del team Valcar sono lì nel tentativo di stoppare anche l'azione del gruppo, quindi è una fuga particolarmente interessante. Andremo a vedere poi anche quali sono le atlete che si trovano adesso al comando. Vedete grande controllo da parte delle atlete del team Valcar sulla testa del gruppo. Adesso un tentativo di allungo, ma praticamente il gruppo si mette in fila indiana. Niente da fare però per il momento, ancora le atlete al comando quando siamo al 33esimo chilometro di gara. Secondo trofeo camping Tuscia Tirrenica con le atlete al comando. Ed allora andiamo a vedere di chi si tratta. Dell'Euro Target Steel Bike troviamo al comando Arianna Fidanza ed Angela Maffeis. Per l'atlete, per la compagine del Velo Club Potenzia, davanti abbiamo Federica Capponi. Con la maglia del Re Arthur Factory Team troviamo Miriam Romei. Ed ancora con la maglia della vecchia Fontana troviamo Nicola Dal Santo, Claudia Broccardo, Maria Vittoria Sperotto e Martina Tosin. Con invece la casacca della Sabaini Eurotarget presente Ilaria Bonomi. Il Trentino Rosa Anima Nera invece schiera in testa Giulia Del Pozzo e Luisa Zenna. Con la maglia invece della Sforzatica troviamo Nicole Belli. Con la maglia del team Valcar Elena Franchi. Queste sono le atlete che inseguono invece il gruppo che per il momento non sembra avere la spinta necessaria per ricucire lo strappo nei confronti delle atlete al comando, che le ritroviamo, eccole qua inquadrate in questa bella immagine con le coltivazioni della Maremma a fare da contorno a questo passaggio della testa della corsa. Il vantaggio adesso è di 50 secondi per quanto riguarda la fuga nei confronti del gruppo. Quindi un vantaggio notevole, anche perché abbiamo percorso 42 km, ne mancano circa 25 quindi alla conclusione per le atlete che transitano adesso al comando. E vediamo il gruppo, eccolo qua inquadrato, gruppo che come vedete non sembra per il momento avere la spinta necessaria a portare avanti l'inseguimento nei confronti della testa della corsa. Plotone ancora forte di una cinquantina di unità, come vediamo da queste immagini. Per il momento però la fuga sembra avere carta libera. Adesso con le immagini siamo al 43esimo chilometro. Ancora le atlete al comando, ancora al passaggio, mancano 2 giri al termine. Siamo in zona passaggio adesso con le immagini. E come vedete continua di perfetto accordo l'azione delle atlete al comando. Stanno pedalando ancora molto molto bene. Siamo quindi a 2 giri dal termine. Ed il vantaggio nei confronti del gruppo è salito ad 1 minuto primo. Quindi continua ad avere carta bianca da parte del gruppo questa azione. Vedremo certo nel finale se ci sarà la risposta del plotone, perché ovviamente poi anche la stanchezza inizierà a fare la differenza. Queste atlete sono in avascoperta dal chilometro 20 di gara, quindi anche nel finale potrebbero accusare i sintomi della stanchezza. Però andremo a vedere. Fatto sta che per il momento hanno 1 minuto di vantaggio nei confronti del gruppo e soprattutto stanno dando l'impressione di pedalare ancora molto molto bene. E nel gruppo
nessuno per il momento è in grado di organizzare l'inseguimento. Lasciamo sfilare le atlete sulla testa della corsa, dove vediamo la maglia, le macchie arancione della vecchia Fontana, e dietro sono le ragazze del team Valka. Probabilmente non si sentono sicure delle atlete che hanno lì davanti e quindi si portano in testa. Non riusciamo bene a capire se per fare l'andatura più forte o se per controllare l'azione. Fatto sta che adesso il gruppo accusa un ritardo di 1 minuto primo dalle ragazze che si trovano sulla testa della corsa, quando siamo ormai a meno di 20 km dalla conclusione. Con il 151 vediamo nelle prime posizioni del gruppo anche Elisabetta Masotto della Sabaini Eurotarget, e poi anche le ragazze del team Valkyrie in testa, andatura che adesso sembra salita da parte del plotone, e adesso riescono anche a scorgere in questo lunghissimo rettilineo le atlete al comando. Chilometro 52 di gara, attenzione perché Radio Informazione in Corsa ci segnala il recupero del gruppo che adesso è segnalato a 40 secondi. 40 secondi quindi per il plotone. Attenzione, diventa interessante a questo punto anche la reazione del gruppo, sembrava fatta per queste ragazze, e adesso a 14 km dalla conclusione il gruppo ha recuperato notevolmente e quindi diventa ancora più interessante questo finale di corsa. Fatto sta che davanti stanno continuando a viaggiare di comune accordo, viaggiano ancora in doppia fila, questo a testimonianza di una velocità ancora particolarmente sostenuta da parte delle atlete del gruppo. Ancora cambi regolari in testa, quindi vi ricordo che stiamo seguendo le immagini della prima edizione del Gran Premio Città di Tarquinia secondo Memorial Mauro Pancotti, e vi ricordo che saranno assegnati titoli di campionessa regionale per quanto riguarda le categorie donne juniores, donne allieve e donne esordienti. Noi stiamo seguendo la prova della categoria donne junior e come vedete c'è stata una notevole reazione da parte del gruppo. Adesso 35 secondi il ritardo del plotone, che però anche da queste immagini sembra aver decisamente cambiato passo. Andatura velocissima in questo frangente con il gruppo in lunghissima fila indiana. Davvero una bella rimonta del gruppo. Quando sembrava scontato l'epilogo si tornano a mescolare nuovamente le carte. E noi con le immagini passiamo al chilometro 58 di gara, quindi mancano meno di 10 km al termine. Ancora le atlete al comando, le vediamo inquadrate, ma attenzione perché il gruppo si è notevolmente avvicinato. Da questa panoramica riusciamo ad avere la percezione del vantaggio delle ragazze che si trovano in testa alla corsa. Adesso ovviamente iniziano gli scatti, siamo ad 8 km dal termine. Sono alcuni tentativi di allungo in questo frangente, andremo a vedere se il gruppo riuscirà a portare a termine l'inseguimento. Intanto lo sguardo sul Mar Tirreno dalla località di Tarquinia, e siamo tornati sulla testa della corsa perché siamo al chilometro 62, ne mancano 4 al termine, e ovviamente le atlete della vecchia Fontana, che erano le più numerose in testa, stanno cercando di fare il ritmo, vogliono scongiurare a tutti i costi un rientro del gruppo. E adesso andatura che sale anche in testa alla corsa, ma il gruppo è molto vicino, quindi ancora una situazione in continua evoluzione. In questo tratto il gruppo è davvero vicinissimo, attenzione perché adesso rimangono in 4, ovviamente iniziano gli scatti arrivando verso il finale. Maglie della vecchia Fontana, della Trentino Rosa, dell'Eurotarget nelle prime posizioni della corsa. Qui vediamo con il numero 149, 148, si tratta di Maria Vittoria Sperotto, ma il gruppo è vicinissimo. Attenzione a questo finale, un bel finale quest'oggi nel trofeo Mauro Pancotti. Siamo all'ultimo chilometro, noi adesso ci sposteremo sul traguardo per andare a seguire l'epilogo della gara riservata alla categoria donne junior. Lanciato lo sprint, è un drappello ristretto che va a contendersi la volata, e la maglia di Luisa Zenna della Trentino Rosa che va a vincere davanti a Nicole Dal Santo
Arianna Fidanza, Maria Sperotto, Elena Franchi, Giulia Del Pozzo, Nicole Belli, Arianna Vigo e Federica Capponi. Per quanto riguarda il campionato regionale laziale, il successo è andato a Giorgia Fregari, che milita nella formazione nuova l'Arianese, è una ragazza di Latina che vince quindi il campionato regionale laziale, lei che aveva già vinto questo titolo nella mountain bike e nel ciclo cross, atleta che compirà 18 anni il prossimo 18 luglio. Quindi a questo punto andiamo ad ascoltare le interviste alle grandi protagoniste della corsa donne junior. Intanto la premiazione di Giorgia Fraigari, che veste la maglia di campionessa regionale laziale categoria donne junior. Andiamo ad ascoltare le interviste del dopo corsa, via con le interviste. Sono Luisa Zenna, vengo da Bologna, una squadra trentina, un circuito selettivo, è nata la fuga al terzo giro e abbiamo chiuso bene io e la mia compagna. Questo è il primo successo stagionale, si punta al campionato italiano e a far bene. Vorrei ringraziare oggi la società organizzatrice che ha dato l'opportunità anche nel Lazio di poter effettuare una gara di ciclismo per sole ragazze. Noi nel Lazio stiamo facendo un discorso a 360 gradi per tutta l'attività, ma non solo, ma anche per poter portare avanti un discorso per le ragazze, attività femminile, perché meritano il giusto posto di riconoscimento per l'attività che svolgono. Anche noi nel Lazio abbiamo tante ragazze allieve, esordienti e juniores, è anche giusto che ogni tanto queste ragazze si misurano con le pari età e con il pari sesso. Purtroppo da noi qui nel Lazio sono sempre un po' condizionate a gareggiare con i maschietti e allora hanno sempre un po' di difficoltà in più. Però oggi è stata una gara, una giornata bellissima, stupenda sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal tempo, visto le previsioni e quello che c'era stato ieri, nel tempo che è poco, in questo periodo, come abbiamo visto anche al Giro d'Italia, ha condizionato il giro, perciò meno male che il tempo ci ha assistito, la società organizzatrice si è data fare moltissimo per organizzare questa gara e le ragazze e le società hanno risposto in numero enorme. E pertanto ecco, sono contentissimo, fa enormemente piacere come presidente regionale che oggi nel Lazio sia stata una giornata di ciclismo rosa. Grazie a tutti voi per la partecipazione e soprattutto un ringraziamento particolare al Comune di Tarquinia, agli organizzatori e a tutti che sono messi a disposizione per questa bella giornata. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.